Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti tutti quanti. Benvenuti tutti quanti. Allora, oggi puntata un po' stravagante, un po' strana. Uno, perché sono nella tua città, Massimo, quindi come vedete è cambiato completamente il mio retro. Non è la Testoni Production a Roma, è un'altra cosa. E senti Massimo, oggi sai bene che per me è una puntata particolare perché abbiamo due musicisti estremamente validi che hanno proprio testé realizzato un video concerto di un loro concerto dedicato completamente a Ennio Morricone. Quindi, siccome l'abbiamo trovati veramente, io non so te Massimo, ma l'ho trovata una realizzazione veramente ben fatta, nel senso si vede che è una cosa preparata, studiata, arrangiata, lavorata con tutti i santi crismi. Ti sembra anche a te, Massimo, così? Condivido, avendo io ormai un background di concerti su concerti, di album su album dedicati e tributanti Ennio Morricone, devo dire che ogni volta scovare qualcosa di nuovo, di alternativo, in questo caso proprio di alternativo, perché questo Sì. concerto tributo omaggio è veramente qualcosa di particolare, di molto peculiare, ben realizzato da ogni punto di vista, sia video, audio, che poi la selezione stessa dei brani di cui non parliamo adesso, ne parleremo No. i diretti interessati, e poi soprattutto la realizzazione, gli arrangiamenti, che sono qualcosa di stratosferico, perché mi ha veramente lasciato a orecchie ben protese e a bocca aperta. Devo dire che un'altra cosa di cui parleremo adesso è anche il repertorio. Il repertorio è molto orientato agli anni 70, Il 80, periodo più prolifico di Morricone, ma ma con anche alcune scelte scontate, ovviamente, perché comunque certi per temi forza. per forza, ma con altre che non ti aspetti, e quelle che non ti aspetti vanno un po' a compensare quelle che ti rendi conto che sono lì messe perché comunque hanno il loro appeal. Ma ciò non giustifica il fatto che c'è una realizzazione di quelle con i fiocchi molto particolare, torno a ribadire, e soprattutto elettroacustica. Esatto, era proprio questo che volevo dire, un repertorio scelto e adattissimo nell'organico a quello che si va appunto a interpretare. Ma comunque io direi allora di andarle a presentarli. Io presenterei per primo sono due del quartetto. Primo è l'ideatore, il fondatore appunto di questo progetto, che io vado subito a presentare, che è Luigi Frassetto. Ciao Luigi. Ciao a tutti, grazie mille. È evidente che il secondo che presento, adesso lo capirete perché, lo vedrete, sembra assurdo, ma io vado a presentare il tastierista di questo gruppo, anzi quasi il polistrumentista, che si chiama Marco Testoni. Ciao Marco. Ebbene sì, ciao a tutti. Ciao Marco, che bello, ho due testoni stavolta, che detta così non è bella come frase, ma va bene. Due Marco e due testoni, sì. Senti, allora, dopo ne parleremo di Marco, perché in realtà lo conosco da tempo, addirittura abbiamo fatto anche una cosa insieme, proprio per continuare questo cortocircuito, ma diciamo lo utilizziamo come finale questo. Invece a questo punto io parlo con la prima domanda subito a Luigi. Di chiederti come ti è venuto in mente di organizzare un progetto su Ennio Morricone è abbastanza così, non ha quasi senso come domanda. Credo sia invece più interessante parlare di quello di cui abbiamo accennato durante l'introduzione, la scelta del repertorio, cioè dal momento che Morricone ha un repertorio, lo sappiamo tutti, sterminato. La vostra scelta è stata secondo me molto azzeccata, molto giusta, soprattutto in relazione al vostro organico, che forse è il caso di farci dire direttamente da Luigi l'organico del vostro gruppo. Ok, parto dalla fine, quindi è un quartetto elettrico, siamo io alle chitarre, Marco alle tastiere e al theremin, io un pezzo suono anche il vocoder, Edoardo Meledina
basso, contrabbasso e campionatore, e Lorenzo Falzoi batteria e percussioni. Quindi no, in realtà elettroacustico più che elettrico, Sì. come ha accennato Massimo Privitera all'inizio. L'idea di fare un omaggio a Morricone non è venuta a me, molto semplicemente. Mi è stata chiesta, commissionata per un festival che si chiama Babula, organizzato da una cooperativa che si chiama Le Ragazze Terribili, che si fa qui a Sassari da più di 20 anni, credo. Era nel 2020, agosto 2020, quindi il maestro era appena venuto a mancare, e all'indomani proprio della dipartita mi è arrivata questa richiesta, perché Barbara Vargiu, la leader delle Ragazze Terribili, sa benissimo che io compongo per l'audiovisivo, e quindi ha chiesto a me, e sinceramente io da solo non l'avrei fatto, ma forse senza saperlo non vedevo l'ora che qualcuno me lo chiedesse. E sulla scelta dei pezzi ti dico, vabbè, il dollaro, l'America, l'indagine, quelli ci sono per forza, perché uno fa un omaggio a Morricone, il pubblico non li sente e dice ma questi sono scemi. Però proprio perché ci sono questi temi famosi, fra l'uno e l'altro uno ha modo di giocarsela, e qui do una stoccata a quelli che fanno i programmi specifici di musica colta per un pubblico colto, che a volte sono molto autoreferenziali, e poi specialmente nel post concerto molto rivolti alla lamentela e all'autocommiserazione. Se la musica atonale, secondo me, viene messa in un contesto dove ci sono anche altre musiche, è molto più facile che arrivi anche a un pubblico più vasto, e per quello io mi sono concesso, proprio perché eravamo ad un festival che abbraccia un pubblico piuttosto largo e quindi inevitabilmente più generico, diciamo, sono concesso il lusso di mettere Paranoia prima, di mettere anche un omaggio al gruppo di Nuova Consonanza, Sì. proprio perché sapevo che con i giusti dosaggi il pubblico avrebbe accolto anche queste proposte un po' più... Luigi, questa è una tecnica molto morriconiana, poi, perché sì, stesso, assolutamente, poi, assolutamente, ma infatti io volevo nei limiti dati dall'organico e dal tempo a disposizione, volevo restituire il più possibile un'immagine a tutto tondo del maestro, non tanto nella resa sonora quanto proprio partendo dalla scrittura, e quindi dall'arrangiamento il migliore possibile di questa scrittura, che in 1000 stili, veramente abbraccia una quantità di paesaggi musicali, di stilemi, di storia enorme, nel modo più rispettoso possibile. Ecco. Tra l'altro, se mi permetti, aggiungo una cosa. Oltre al fatto anche di aver introdotto un pezzo che credo che Morricone stesso non avrebbe mai introdotto nei suoi concerti, ovvero il tema, uno dei temi, chiamiamoli pseudotali, della cosa di Carpenter, che poi John Carpenter rimaneggiò dichiarando successivamente che non aveva mai toccato quei temi. In realtà lo fece, e come, sul film. Poi per fortuna discograficamente ciò non avvenne. Però devo dire che questo ha anche l'inserimento di quel pezzo che poi tra l'altro è molto nelle corde dell'organico, perché è un pezzo esclusivamente in realtà nel film elettronico, nel disco non elettronico per nulla, anzi solo per archi e qualche accenno di fiati. E devo dire che l'ho trovato insieme a tutto il resto in questa breve durata, che sono comunque poco più di 40 minuti il concerto in sé, se non erro, se non mi ricordo male, giusto? Sì. Quando lo portiamo in giro in realtà è una creatura un po' multiforme, quindi a volte supera l'ora. Ok, quindi aggiungete... È sempre, beh, sai, una volta che inizi a lavorare su qualcosa poi diventa parte di te, stai sempre... Infatti. Quindi questo, però... il video a cui fate riferimento fotografa uno stadio dello sviluppo di questo progetto, che ormai io penso che devo dire avanti. Che è perfetto così com'è, perché siete riusciti a toccare in quei 40 e passa poco più di minuti tutta la gamma, tutta la coloritura del Morricone dai 70 agli 80, con tutte le sue peculiarità e anche diciamo spigolosità.
Allora, io farei il primo nostro break musicale, tornando indietro alle parole di Luigi, che prima parlava del brano tributo, in qualche modo, a Nuova Consonanza, facendovi ascoltare qualche minuto di The Feedback, appunto. cultura musicale, ma poco comune che cominciare a ascoltare, non già conosce, e quindi sarebbe una ripetizione della cosa già esistente.
che sia assolutamente promesso, non c'è nessun tipo di lavorazione di altro. A esprimere, cioè quello da un film non riuscirà mai a esprimere né con il dialogo né con l'immagine. Questo è il campo della musica. Allora, rieccoci, come hai visto Luigi, non siamo per niente mainstream, siamo partiti direttamente forse con una delle pezzi più ostici ma secondo me invece no, non è ostico per nulla, anzi avete reso, come posso dire, ancora più fruibile qualcosa che invece se si va a sentire la materia prima, lì si parla di improvvisazione del gruppo Nuova Consonanza che non era esattamente, come posso dire, un easy listening, ecco. No, Luigi, ho visto che avete questo interplay proprio addirittura con il gruppo di Nuova Consonanza. Anche questo, come vi è venuta in mente l'idea? The Feedback era il tentativo del gruppo di avvicinarsi ad un pubblico, al pubblico che comprava i dischi, al pubblico degli appassionati, perché loro facevano improvvisazione collettiva radicale, come Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri, l'intera colonna sonora è essenzialmente un'improvvisazione collettiva. E qual è l'idea di The Feedback? Ok, facciamo la stessa cosa, ma ci mettiamo la batteria e la chitarra elettrica, quindi Restuccia e Battisti D'Amario, che erano i due collaboratori storici di Morricone. E noi essenzialmente abbiamo fatto la parte di Restuccia e D'Amario moltiplicata per 4 e abbiamo lasciato che gli innesti rumoristici venissero direttamente in qualche modo dal gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, facendo un montaggio di un documentario che esiste solo in tedesco, tra l'altro, del gruppo, che credo sia l'unico documento esistente di quella portata del gruppo, e innestandolo sopra la nostra base, chiamiamola così. È un pezzo di documentario che sta un estratto è in Ennio nel film di Tornatore. È vero. Un brevissimo estratto. Peraltro sì, è bello quella scena in cui se ne parla di questo, perché la moglie, se non sbaglio, a un certo punto, il papà, anzi scusa, di Dario Argento dice basta queste colonne sonore perché stai facendo sempre la stessa cosa e il pubblico ti segue sempre di meno, molto concreto, e quindi e forse anche per in realtà lì c'è stata la restaurazione, restaurazione morriconica e il successo definitivo. Certo. Infatti, vedi che Senti, poi una domanda a Marco gliela devo fare adesso a questo punto. No, beh, certo, omonimo. Allora, il mio socio, l'omonimo che è di Marco Testoni, e l'altro musicista, è un attimino, voilà, come per magia e per incanto, scomparso, ma ritornerà, come sempre ritorna. E rimarrà uno solo, adesso sei rimasto lì. In questo caso l'Highlander è il suo... è messo solo... Aspetta che facciamo ritornare, per magia e per incanto, torna il nostro caro Testoni. Allora, dove siete arrivati? No, stavo facendo una domanda sempre riguardante la selezione dei pezzi. Ma allora, per quanto riguarda l'arrangiamento, vi siete fatti trasportare proprio dalla selezione stessa o in realtà una volta che avete scelto i pezzi poi avete pensato agli arrangiamenti? Sì, la base del quartetto è quella che detta le scelte, quindi c'è un dosaggio dei pesi fra brani più distesi e brani più movimentati e basandosi su questo dosaggio dalla scaletta scegliere quindi quali sono i pezzi morriconiani che meglio possono rendere. Invece io tornerei alla visione e farei la domanda a Marco, cioè dal punto di vista della regia. Immagino che quando poi vanno a interagire sia delle immagini, delle sequenze, sia audio che video, con il vostro suonare, con il vostro concetto, ci siano delle problematiche anche tecniche. Ci parli un po' dell'approccio che hai avuto a registrare, ecco, da musicista, ma anche da regista, alle prese con materiali diversi, di diversa provenienza, fonti sonore che arrivano a destra e a sinistra, immagini.
Perché Marco è anche regista, ricordiamolo. No, per quello. Sì, sicuramente allora non potevo essere alla camera visto che stavo suonando, quindi abbiamo avuto l'aiuto di diversi filmmaker, diversi videooperatori fidati, ai quali ho dato chiaramente delle indicazioni. Abbiamo fatto una pre-produzione prima molto massiccia, in modo tale che poi non ci fossero problemi, e poi da lì chiaramente ho lasciato molto al loro gusto nell'inquadratura, però sapevano che in questo pezzo è necessario che magari tu inquadri lui e tu inquadri quell'altro, quindi era un po' questo. Loro avevano delle indicazioni, un canovaccio filmico da rispettare, però c'era comunque molto del loro gusto personale, soprattutto nella ricerca delle inquadrature. Poi ho fatto il montaggio a casa e dal montaggio poi ho scelto quali erano le cose secondo me più belle da vedere, quindi se c'era sicuramente un assolo di batteria non poteva che mancare la batteria. Per esempio in The Feedback a un certo punto noi ci fermiamo e lasciamo spazio al gruppo di Nuova Consonanza che ha suonato, dopodiché abbiamo ripreso insieme a loro, quindi ho cercato di alternare proprio anche per accentuare il più possibile questo fatto che suoniamo insieme. Peraltro anche i dettagli, quando Luigi suona il vocoder si vede il vocoder, quando tu suoni il theremin si vede il theremin, tutte scelte che sembrano sciocchezze, ma che sono quei dettagli che molto spesso nei video invece non vedi, almeno che non è un video con una produzione dietro di quelle veramente serie. E l'altra domanda che faccio a entrambi: quanto è durato di pre-produzione, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista proprio della realizzazione del video? Dal punto di vista musicale il progetto esisteva da un anno e qualcosa. Quindi già rodato, molto portato rodato. dal vivo diverse volte, quindi sì, già abbastanza lavorato. E poi dal punto di vista filmico ci abbiamo messo un po' per delineare, almeno 1 o 2 settimane per delineare quelli che fossero i tipi di inquadrature, un po' quello che ogni operatore doveva fare. Avevamo anche idea di come poteva iniziare e come poteva finire, in modo tale da avere un'idea chiara di tutto. E poi chiaramente abbiamo cercato anche con materiale che avevamo in casa di fare una scenografia che fosse comunque anche gradevole, ecco. Gradevole, sì, con l'aiuto di uno scenografo, Christian De Muro. Ci ha aiutato lui, quindi siamo riusciti a fare questo anche grazie a degli amici che ci hanno aiutato, diciamo così. Anche le luci, io non so chi vi ha fatto le luci. Sono i grandi. Sì, beh, c'era un service audioluci vero e proprio. Sì.